Un Milazzo cinico sbanca Lenzo Vasi degli HD Piraino ed infligge alla Nebros la seconda sconfitta consecutiva, la prima casalinga del campionato. I rossoblù, divenuto con il minimo sforzo, portano a casa derby e 3 punti che consentono ai mamertini di scavalcare in classifica proprio i padroni di casa, che costretti a tenere in panchina per infortuni vari Cassaro, Assenzio, Pontini, Travaglia, Ricciardello e Conti provano subito a sbloccare la sfida. Al decimo Di Vita calcia col destro, ma il suo tiro sporcato è preda di Quartarone. 2 minuti dopo, locali che reclamano un calcio di rigore su Fragapane, che finisce giù in aria dopo un presunto contatto con Triboli, ma Oristagno di Perugia dice di no. Locali che insistono, e al 15° Di Vita fa tutto bene, ma poi svirgola il destro con la palla che finisce a Biondo, che mette in rete ma in posizione di fuorigioco. Lo stesso Biondo tenta la via del gol al minuto 18 con la sua conclusione che deviata finisce in angolo. Alla mezz'ora di gioco ancora proteste della Nebros, che chiede un penalty su Di Vita, ma anche in questo caso il direttore di gara lascia giocare. Il Milazzo tenta di costruire qualcosa e nel finale si fa vedere con la spada, il cui destro dalla distanza non c'entra lo specchio della porta. Nella ripresa però al 55° la Nebros rimane in 10 uomini per l'espulsione di Zingales, che già ammonito commette fallo su Gatto, beccandosi il secondo giallo della sua partita dall'arbitro. Il Milazzo approfitta subito della superiorità numerica e 4 minuti dopo sblocca il derby, quando Agolli approfitta di una colossale incertezza difensiva dei locali e da pochi passi mette in rete, facendo così Nebros 0, Milazzo 1, e tifosi mamertini che possono esultare per la rete del difensore Armando Agolli, che firma così il suo primo sigillo in campionato. La Nebros non ci sta e tenta di rimettere la gara in parità, ma prima la punizione di Ancione sorvola di poco la traversa, poi il tiro di Camarà è respinto in tuffo da Quartarone, che si supera anche sulla ribattuta di Fragapane, mentre la rovesciata dell'ex Rando al 90° centra in pieno il palo. Poi nei minuti di recupero ancora proteste dei locali per un presunto fallo su Camarà. Anche in questo caso però il signor Oristagno dice di no. Il Milazzo sale in classifica, quota 11 punti, aggancia al 5° posto Mister Bianco e Real Siracusa, mentre la Nebros scivola al 9° posto e rimane ferma a quota 10. Siamo, come si dice, felicissimi non soltanto per aver ottenuto i 3 punti, ma perché oggi abbiamo battuto una signora squadra e di questo ne vado fiero. Ci prendiamo questi 3 punti che sono veramente importanti per la classifica, per il morale del gruppo, e ripeto, perché secondo me abbiamo battuto una Valle antagonista. La nostra è una squadra operaia, umile, non è una squadra di grandissimi nomi, ma è una squadra che ha un'anima e per l'ennesima volta l'ha dimostrato. Da quando siamo rimasti in 10, subito dopo i 5 minuti del secondo tempo, abbiamo subito il gol per il nostro infortunio, però dopo credo che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato e credo che almeno il pareggio l'avremmo ampiamente meritato. E credo che la squadra si sia espressa, nonostante il primo tempo, nonostante l'inferiorità numerica nel secondo tempo, si sia espressa benissimo. Poi giustamente mandano questi signori del nord Italia ad arbitrare queste partite come se noi qua in Sicilia non avessimo arbitri buoni. Credo che bisogna necessariamente mettere fine a questa cosa qua. Oggi è stato, l'hanno visto tutti, una cosa, dico, e sto rispettando, vergognosa.